In caso di referendum io penso che sia fondamentale che chi crede nell'autonomia non deve andare a votare, mi sembra logico, visto e considerato che questo è un referendum con quorum. Zaia da Ferrofini avverte la partita non è ancora iniziata perché l'ultima parola aspetta alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi intorno al 20 gennaio. Certo è che il via libera della Cassazione al quesito referendario sull'abrogazione totale della legge per l'autonomia differenziata segna l'ennesima nuova battuta d'arresto ad un percorso iniziato ormai nel lontano 2017. Corte Costituzionale che a novembre aveva già parzialmente bocciato la legge Calderoli. Cercheremo di capire se sarà referendum, ma al momento non lo è. Zaia va avanti. La legge è in vigore, quindi il tavolo di trattativa va avanti e comunque è un lavoro di back office che nessuno ci vieta di fare. Dopo 15 anni resta solo il fallimento, durissimo è il segretario del Partito Democratico Veneto, il senatore Andrea Martella, che parla di percorso gestito in modo frettoloso, approssimativo e divisivo. Quello che è avvenuto con queste decisioni ci dice una cosa molto semplice: il governo dovrebbe fermarsi, dovrebbe avere il coraggio di dire fin qui ho sbagliato e riprendere un percorso corretto e serio. Abituati a colpi di scena sull'autonomia, ma pronti a salire sulle barricate. Se il presidente Zaia parla di democrazia, è la Lega ad imbracciare le armi con il capogruppo del Carroccio in regione, Alberto Villanova. Noi non possiamo permettere che il diritto dei veneti venga calpestato. Se verrà accettato questo referendum contro la riforma dell'autonomia, io credo che ci sarà bisogno di contrastarlo nel maggior modo possibile. Usa la metafora bellica anche Luana Zanella, Alleanza Verdi-Sinistra. Avanti con la battaglia contro lo spacca Italia, scrive, aggiungendo: Zaia dice che ora ci occorrono i voti li abbiamo, il paese è con noi. Bugie e fake news della sinistra, ribatte De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che da Treiu delinea le prossime mosse, facendo anche della destra la battaglia dell'autonomia. La destra non ha mai avuto paura né dei voti né tantomeno del referendum. Dobbiamo essere bravi ora a raccontare il perché di questa riforma, perché la riteniamo strategica. La parola finale ora spetta alla Corte Costituzionale. Mario Conte, Anciveneto, ribadisce la questione settentrionale sia centrale nell'agenda politica del governo. Credo che il settentrione oggi abbia bisogno di avere rappresentanza, peso politico per progettare, studiare, analizzare il futuro politico, economico e sociale dei nostri territori.